La guerra dei rifiuti pericolosi. Da una parte la Regione Veneto dà il via libera al potenziamento dell'impianto di smaltimento dei fanghi e degli inquinanti tossici e nocivi di Porto Marghera, dall'altra c'è la piccola municipalità di Chirignago Zelarino che vuol capire quali siano gli eventuali danni e le ipotetiche ricadute sulla salute di chi vive e lavora nella zona. Lo scontro somiglia un po' a quello tra Davide e Golia, eppure la piccola municipalità non fa passi indietro, vuol vederci chiaro. C'è questo potenziamento dell'impianto per i rifiuti tossico-nocivi e ovviamente non c'è allarme, però vogliamo capire cosa effettivamente comporta questo, che sicuramente potenziando questo impianto comporterà delle ricadute sulla popolazione in termini di salute, per la popolazione adulta e specialmente per i bambini. Implementato sarebbe di un 30% in più, però la cosa che fa molto scalpore è che dalle 20-22 sostanze che si bruciano adesso ad arrivare a 70-75 sostanze che si dovrebbero, tossiche e nocive, che si dovrebbero bruciare con l'ampliamento di questo impianto. Le preoccupazioni sulla salute nascono da un dato di fatto. A Marghera ci sarebbe la più grande incidenza italiana di asma bronchiale infantile. Insomma, questa è una zona che negli ultimi decenni si è già sacrificata per l'industria e c'è chi teme che la situazione con l'ampliamento dell'impianto possa peggiorare. È un grosso aumento, anche perché così facendo Marghera diventerebbe la pattumiera, veramente la pattumiera dell'Italia e forse anche dell'Europa. Per fortuna, da qualche anno i progetti vanno verso una vera e propria riconversione economica per un modello eco-compatibile. La bonifica di Marghera, per Chirignago Zelarino, non deve subire un colpo di assestamento. L'incremento di raccolta di rifiuti tossici di vario genere provenienti anche non solo dall'Italia ma anche a livello europeo possa riportare indietro di anni, se non di secoli, Porto Marghera a tutti gli effetti. Noi dobbiamo pensare a bonificare Marghera, non a incrementare determinate situazioni. Insomma, per la piccola municipalità di Chirignago Zelarino il fatto che da una parte si vada verso una riconversione ecocompatibile e dall'altra si dia il via libera al potenziamento dell'impianto di smaltimento rifiuti tossici potrebbe essere apparentemente un controsenso su cui i ribelli vogliono gettar luce. Sì, diciamo che vogliamo gettare anche luce sul controsenso.